we get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's dancing. Bentrovati per Chiacchiere e Caffè. Oggi in studio con noi Rebecca Rovoletto, che ringrazio subito per essere qui con noi. Rebecca, tu sei di Opzione Zero, uno dei comitati che fanno parte di CAT, Coordinamento Ambiente e Territorio della Riviera del Brenta. Giusto? Ho detto Sì, giusto, perfetto. vero? Una cosa un po' complicata, per cui... Perfetto. Rebecca, tu sei qua per parlarci di due tematiche che vi stanno molto a cuore. Una che tra l'altro è una tematica di questi giorni, il Festival della Decrescita, che si è concluso proprio in questi giorni. Per chi non lo sapesse, sede a Venezia, è un festival che ha la sua terza edizione, vero Rebecca? Sì. Quindi dopo Parigi, se non sbaglio, e Barcellona, quest'anno è toccato a Venezia dal 19 al 23 settembre, quindi si è concluso proprio domenica, sì. Festival della Decrescita. Sì, è una conferenza internazionale addirittura della decrescita, si tratta di un vero e proprio forum internazionale sul tema della decrescita. Facciamo subito un po' di ordine, sì. Rebecca. Che cosa significa decrescita? Sì, decrescita è un termine che va spiegato abbastanza brevemente, ma in maniera puntuale, perché detto così può sembrare una specie di regressione, no? Quasi negativo alle volte, quasi negativo, un tornare indietro, un tornare al passato. E la scelta del termine invece decrescita riguarda più che altro uno spostamento, un cambiamento di paradigma rispetto a un modello di sviluppo che è quello attuale, improntato sulla crescita. Sentiamo quotidianamente parlare di crescita, parlare di sviluppo decrescere significa semplicemente scegliere una strada alternativa a un modello che ci ha portato alla crisi economica, ma anche ambientale, occupazionale, sociale, che ci sta investendo in questi anni. Quindi in qualche modo ci vuole quasi un decremento dei flussi di produzione, di utilizzo di energia per riuscire, almeno secondo quello che vorrebbe portare avanti questo festival internazionale, questo incontro, sì. Questo momento anche di confronto a livello internazionale, per riuscire a fare che cosa, Rebecca? Per riuscire a salvarci, come io adesso sembro magari un po' catastrofista, ma salvarci un po' come specie. Allora il punto di partenza è che questo pianeta è un pianeta finito, le risorse sono una quantità finita e invece il modello il modello di sviluppo che stiamo vivendo è improntato su una crescita infinita, quindi su una erosione infinita di risorse, senza permettere ai sistemi, principalmente ai sistemi ambientali e ai sistemi biologici, di rigenerarsi. Do solo un dato che identifica molto bene la direzione che è stata presa in questi anni, e c'è un parametro che si chiama Overshoot Day, che individua il giorno dell'anno solare in cui vengono esaurite le risorse disponibili nel pianeta per l'anno solare, appunto. E in linea di massima questo giorno dovrebbe cadere il 31 di dicembre. Cioè il 31 di dicembre in teoria dovremmo aver consumato le risorse disponibili nell'anno in corso. Quest'anno l'Overshoot Day è caduto il 22 di agosto. Quindi il 22 di agosto, e la cosa preoccupante è che l'anno scorso, quindi solo un anno fa, era il 27 di settembre. Quindi in un solo anno si sono consumate un mese prima le risorse disponibili. Per risorse disponibili si intendono le risorse che si possono rigenerare nell'arco di un anno, le risorse naturali che si possono rigenerare nell'arco di un anno. Quindi stiamo consumando in maniera spropositata, irresponsabile.
E questi consumi sono dovuti non solo a una progressione, perché le società non stanno meglio, non stanno andando meglio, è dovuto Beh, agli noi siamo in crisi, ad sprechi esempio, e siamo in crisi, quindi chiaramente nonostante questo falso mito della crescita, dello sviluppo, siamo in profonda crisi. E, e quindi decrescere vuol dire incidere innanzitutto sugli sprechi, quindi sui consumi inutili, no? Quindi consumo inutile di territorio, consumo inutile di risorse, quindi sprechi un po' generalizzati e anche consumo, fra virgolette, di lavoro, no? Quindi decrescere vuol dire fare il punto della situazione, vedere dove stiamo andando e in maniera selettiva cercare con la riduzione degli sprechi e poi con l'investimento invece in altri settori anche produttivi che comunque portano occupazione, vedere di migliorare da un lato la vita delle persone in termini di salute, in termini di occupazione, in termini di prospettiva futura e contemporaneamente è possibile anche tutelare l'ambiente. perché Venezia? Perché la scelta dopo Parigi e dopo Barcellona secondo te è caduta proprio sulla città lagunare? Venezia è abbastanza emblematica per quanto riguarda uno dei grandi temi appunto della decrescita, che è la sostenibilità, nel senso che Venezia è fisicamente un'isola cioè, dal punto di vista morfologico, ma è anche un'isola dal punto di vista dei ritmi di vita, no? Però Venezia ha avuto anche nel 2005 una bella esperienza, è stata teatro comunque di una bella esperienza che è stata promossa dal comune stesso di Venezia e da un nutrito gruppo di lavoro che si chiama Cambieresti. Quindi Venezia ha già da molti anni si occupa dei temi della decrescita, ha già fatto questo esperimento con, mi sembra fossero più di 1000 famiglie che seguite da formatori e da facilitatori, da tutor, hanno fatto già questa esperienza all'interno delle proprie famiglie di metodi e stili di vita che sono decrescenti da un certo punto di vista, ma nulla tolgono assolutamente al comfort e alle abitudini comuni Tra l'altro e voi quotidiane. avete domenica fatto anche una biciclettata per Sì, Venezia, vediamo se si riescono a vedere le foto. sì, eccola. Una biciclettata, quindi una cosa inusuale per Sì, Venezia. sì, abbiamo, fra virgolette, conquistato Venezia per portare a Venezia, per consegnare, diciamo, all'apertura dei lavori sulla decrescita della conferenza, per portare un messaggio che riguardava principalmente lo stop. Eccovi qua, Eccoci qua. eccovi qua. Questo è il gruppo di barcellonesi, perché alla nostra biciclettata noi abbiamo accolto un gruppo di ecocicloattivisti provenienti da Barcellona, l'Ecotopia Bike E Tour. qua state scendendo proprio alle zattere. E qui siamo proprio alle zattere, siamo arrivati fino a Punta della Dogana. Dove tra l'altro bisogna ricordare c'erano anche diversi banchetti, diversi stand informativi Sì, proprio sul Festival internazionale della sì, decrescita. Hanno animato le zattere nel vero senso della sì, parola, sì, perché io ci sono hanno stata, le realizzato ho anche un viste. orto. Esatto, Sì, molto 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 carino è stato, anche per i turisti, ovviamente, soprattutto per i veneziani che sì, hanno potuto anche così passeggiare sì. per le zattere e anche, perché no, biciclettare una volta tanto. Biciclettare portando appunto un messaggio che riguarda proprio la mobilità sostenibile, che è un altro dei grandi temi, e la necessità di avere piste ciclabili, di avere potenziamento dei mezzi pubblici, proprio in contrapposizione a quelle che sono invece, che è la volontà di investire continuamente in grandi opere, in grandi infrastrutture. Ecco, e qua ci colleghiamo ad Sì, un'altra tematica che vi sta molto sì. molto a cuore. E prima però di fare questo collegamento volevo brevemente, senza togliere troppo tempo alla seconda tematica,
Il tema di questo Festival della Decrescita. Il tema di questo festival è stata scelta proprio la parola, la grande transizione, cioè il grande passaggio. Siamo di fronte a un passaggio epocale. La crisi che viviamo è una crisi strutturale, una crisi di sistema e purtroppo i governi occidentali stanno proponendo come soluzione quella che è stata la causa, che è proprio questa crescita infinita, questo modello sviluppista che è stato cavalcato per 40-50 anni, ma che non ha dato i frutti sperati e che sta producendo danni e catastrofi ovunque nel mondo, non solo da noi. Quindi la transizione significa introdurre un modello che dovrà essere anche necessariamente un modello culturale. Quindi vedere la conferenza con gli workshop e con i convegni che si sono svolti a Venezia vuole proprio riflettere ma anche proporre delle strade alternative per preservare e per trovare un modello soddisfacente, diverso da quello attuale. Rebecca, passiamo alla seconda Sì. tematica. Già prima hai un po' accennato e ricordato le grandi opere, ci colleghiamo, decrescita, grandi opere, Romea commerciale. Sì, vorrei proprio per collegarmi citare le parole dell'economista catalano Joan Martínez Salié, che è intervenuto a conclusione proprio della conferenza e cito testualmente, lui dice: a Venezia sono state poste le basi per un'alleanza con i movimenti per la giustizia sociale e ambientale. E questo è un dato molto importante che è emerso dalla conferenza, cioè la necessità di dialogo con tutte le realtà di comitato e di movimenti che si sono sviluppate nei territori, e in questo caso nel territorio veneto, e la biciclettata ha radunato tantissimi movimenti veneti che si battono appunto contro la logica delle grandi opere. Noi come Opzione Zero siamo nati nel 2004 con un altro nome proprio sulla questione della Romea commerciale, ci chiamavamo No Romea Commerciale, No Autostrada Romea, e quindi è un tema che ha visto la nostra nascita e ci sta molto a cuore, ed è un tema che ai noi sta tornando alla ribalta. Sta tornando alla ribalta in questi giorni perché da fine luglio che il governo, per bocca del viceministro Ciaccia, paventa questa nuova ripresa della questione autostrada Orte-Mestre, si chiama, che noi chiamiamo Romea Commerciale, in quanto dovrebbe essere portata alla prossima riunione del CIPE, la quale dovrebbe sbloccare i finanziamenti. Per fare un po' di ordine, anche per far capire ai nostri telespettatori, ecco Rebecca, intanto dove dovrebbe passare la Romea commerciale? Che territorio dovrebbe toccare? Allora, la Romea commerciale parte da Orte, quindi zona Terni, per capirci, in Lazio, attraversa 5 regioni, scavalcando, cioè traforando anche gli Appennini, per innestarsi sul passante di Mestre. Quindi abbiamo un biscione di asfalto, 4 corsie di autostrada, di nuova autostrada a pagamento, che taglia praticamente in 2 la penisola in maniera trasversale e sud-nord per 400 chilometri, con cifre abbastanza da brivido, che si parla di 140 ponti e viadotti, di 64 chilometri di gallerie, di 20 cavalcavia,
230 sottovia, svincoli, poi ovviamente ci saranno appunto altre opere di collegamento con il resto della rete viaria, quindi è una cosa veramente devastante che tocca peraltro siti di interesse ambientale importanti come le valli le valli di Comacchio del Mezzano, come il Parco del Delta del Po. La Laguna Sud è interessata, la Laguna Sud, la Riviera del Brenta, che verrà scavalcata da questo viadotto gigantesco ed altri siti di interesse appunto ambientale anche a livello comunitario. C'è già la Romea, quindi la domanda sorge Sì. spontanea, no? Ma ce n'è bisogno quindi di questa seconda Romea, per così dire? Allora, questa seconda Romea è un progetto che nasce 15 anni fa, quindi quando le prospettive anche le prospettive economiche e le prospettive del cosiddetto sviluppo di cui abbiamo parlato prima erano di tutt'altra natura. E adesso, complice la crisi e complice il collasso anche dei sistemi ambientali, dei sistemi territoriali, è evidente che bisogna ripensare a quelli che erano i progetti di 15 anni fa. I dati di traffico stessi, noi abbiamo l'ultimo dato disponibile per quanto riguarda la zona proprio nostra vicino a Venezia, parla di una flessione del parametro di traffico giornaliero e di uno spostamento oltretutto del traffico pesante che prima viaggiava su autostrada e adesso si sposta sulle strade non a pagamento perché sono gratuite e complice anche il rincaro del costo della benzina, per cui è un problema non tanto di quantità di traffico ma di tipo di traffico. Quindi la Romea attuale ha 18.000 veicoli al giorno, quindi è un traffico parametrabile a una strada provinciale, non è giustificabile un'autostrada a 4 corsie per questo tipo di traffico. Il problema è un problema di sicurezza perché è transitata da un 30% di mezzi pesanti, ma ripeto, i mezzi pesanti privilegiano questo tipo di infrastrutture perché non viene in nessun modo incentivato lo spostamento verso le strade deputate, che sono le autostrade che già esistono, che eventualmente andrebbero potenziate. Ad esempio la Padova-Bologna? Ad esempio la Padova-Bologna con una terza corsia e incanalato il traffico pesante in quell'arteria lì. Quindi non ci sono parametri in realtà che giustificano una nuova infrastruttura di questa portata. Infrastruttura che però è stata inserita in legge obiettivo e quindi come le altre opere di legge obiettivo procede per vie straordinarie. Quindi scavalca anche un po' quella che è la normale giurisdizione. Quindi scavalca quelle che sono le procedure ordinarie come abbiamo visto anche in altri casi, anche nel nostro territorio, vengono scavalcate le procedure ordinarie per passare a vie straordinarie e forzando le questioni di emergenza, per esempio, e quindi forzando anche la normativa. Infatti il grosso tema che si inserisce anche nei discorsi che abbiamo fatto anche rispetto al discorso introduttivo sulla decrescita è anche un tema che riguarda da vicino la deriva antidemocratica che stiamo vivendo oltre a tutto il resto di problemi. Secondo la quale non vengono coinvolte e non vengono coinvolte né le comunità né le popolazioni e molto spesso nemmeno le amministrazioni locali vengono completamente scavalcate. A livello ambientale, ti faccio Sì. questa domanda, Rebecca, quanto soffrirebbe il nostro territorio? Il nostro territorio è già un territorio molto molto provato, è un territorio che è cementificato per
più dell'11%, quindi è il secondo dopo la Lombardia a livello nazionale. Impermeabilizzare ulteriormente e consumare suolo ulteriormente pensiamo sia il colpo finale per un territorio che anche a livello poi, anche rispetto alle conseguenze di inquinamento non è più in grado di sopportare. Rebecca, grazie infinite. Ci sarebbe da parlare molto di questi argomenti perché sono argomenti che toccano da vicino, che sicuramente preoccupano, interessano una gran parte della popolazione. Chissà che non ci sia un'occasione nelle prossime puntate di nuovo di averti qui con noi. Intanto ti ringrazio, purtroppo il nostro tempo è scaduto, ma rimanete con noi sempre su Telechiara perché Chiacchiere e Caffè continua tra qualche minuto dopo la pausa pubblicitaria. Grazie. E rieccoci nel nostro salotto di Chiacchiere e Caffè, con noi adesso, come adesso, Davide Boldrini del servizio ricerca dello UAV. Buongiorno. E buongiorno, grazie Davide per essere qui con noi, e Sol Science, servizio ricerca internazionale dell'Università di Padova. Grazie Sol anche tu per essere qui con noi. Siete qua per presentarci un'iniziativa davvero interessante, importante e particolare. La lascio raccontare e dire a voi. Davide, che cosa è? Allora, noi oggi siamo qui per presentare Veneto Night, che è la notte europea della ricerca, che è un evento che si svolge in contemporanea in tutta Europa, è finanziato dall'Unione Europea e sostanzialmente lo scopo di questo evento, che consiste in una notte bianca della ricerca, che si svolge durante tutta la giornata, lo scopo è quello di avvicinare la popolazione, diciamo il cittadino, alla carriera universitaria e alla ricerca scientifica, dimostrando che essere ricercatore, essere scienziato non è solo essere tra le nuvole o comunque fare un lavoro che riguarda cose astratte, ma è una cosa bella e affascinante a cui tutti dovrebbero tendere, insomma. Sol, è il 28 settembre, ogni quarto venerdì di settembre, giusto? Sì. Ormai dal 2005. Sì. Quindi insomma è un appuntamento ormai fisso, un appuntamento diciamo che ormai non è nuovo, quindi la popolazione già lo conosce. Sì, nel Veneto è il terzo anno che si organizza, il primo anno l'ha organizzato il Ca' Foscari con UAV. Sì. A Venezia, e dall'anno scorso ci siamo aggiunti anche Padova e Verona, l'Università di Padova e di Verona, per dare un respiro regionale all'iniziativa. Quindi dopodomani questa nottata come si organizza? Che cosa succede dopodomani? Cosa succede? Allora, a Venezia succede che durante il giorno ci saranno numerosissimi eventi che vedono come protagonisti i ricercatori in qualità di ciceroni nei confronti dei cittadini in varie attività. Ci saranno visite alla Laguna di Venezia organizzate sia da Ca' Foscari che da UAV. Vi leggo alcuni titoli per farvi un'idea. C'è itinerari lagunari in barca, la ricerca della laguna perduta, in difesa della laguna e i luoghi del lavoro e i luoghi del vivere, un viaggio nel tempo, nei luoghi, nei processi di trasformazione di Venezia. Quindi durante il giorno ci saranno visite lagunari. Aperte alla popolazione. Questo, ricordiamolo perché tutti possono accedere. Tutti possono accedere, è attivo da 2 mesi il sito venetonight.it al quale si può accedere per iscriversi a questi eventi. I 2 focus principali di Venezia saranno i 2 corner europei delle 2 università, che saranno ai Tolentini e a Ca' Foscari, ai Tolentini per quanto riguarda UAV e a Ca' Foscari per quanto riguarda appunto Ca' Foscari. All'interno di questi corner europei faremo vedere tutte le attività delle università. Per quanto riguarda UAV, che fa un tipo di ricerca che riguarda più il progetto che non la ricerca scientifica pura, e quindi il progetto come qualità della vita, che va dalla qualità dell'ambiente fino all'individuo. Faremo vedere una parete vegetale che non è solo bella, ma serve anche per diciamo, isolare e quindi
isolare meglio le abitazioni e produrre energia. Faremo vedere un quad che è diciamo, costruito in modo tale da aumentare la sicurezza stradale e quindi tutti potranno provare questo quad. Faremo vedere come la tecnologia rurale africana della costruzione delle case in mattoni può essere riportata in Europa. Ci sarà un nostro ricercatore che farà vedere come si costruiscono i mattoni, eccetera, eccetera, in un certo modo, tutto coinvolgendo chiaramente i cittadini. E alla fine faremo una sfilata di moda dei nostri ragazzi di design della moda per concludere la Quindi serata. qualcosa anche di E alla fine simpatico e divertente, un concerto, certo. sì, sì. Padova invece, come si è organizzata, Sol? Allora, a Padova noi abbiamo ricevuto 500 ricercatori vogliono partecipare a questa iniziativa e cominciano le attività dalle 4, comincia già la ricostruzione, ad esempio alla Specola, ricostruiscono lo specchio del telescopio più grande al mondo che sarà costruito, stanno costruendo. E questo alla Specola dalle 4 a mezzanotte, incontri anche con gli astronomi, incontri informali con gli astronomi e fanno anche una trasmessa in diretta con il telescopio di Asiago, quindi si vedono le stelle come si vedono dal telescopio di Asiago. E dopo invece l'altro fuoco a Padova è al Palazzo Bo. Lì gli eventi cominciano alle 5, ci sono eventi per bambini. Ecco, questa è una cosa molto interessante, ci sono eventi quindi anche proprio destinati ad un pubblico ovviamente diverso, particolare, che è quello dei bambini. Certo. Sì, allora a Padova li faranno ricostruire la Padova medievale, i ricercatori di archeologia. Ci sarà una tombola chimica, quindi fanno giocare ai bambini a una tombola su una tavola degli elementi. Ci sono anche visite guidate all'orto botanico per i bambini. Più o meno su che ora queste, giusto Allora, per i bambini? all'orto botanico presto? sono alle 5 e alle 6. Sono 2 visite, le piante nuotano e le piante mangiano. E dopo ci sono anche all'orto botanico visite guidate sempre dai ricercatori per gli adulti. Sì, certamente. Ci sono visite guidate anche ai musei di Palazzo Cavalli, Museo dell'Educazione, al Teatro Anatomico, ricercatori di storia della medicina faranno una presentazione del Teatro Anatomico e l'Università di Padova e dopo fanno visitare il Teatro Anatomico. Ci sono degli incontri, Caffè della Ricerca li abbiamo chiamate, sono degli incontri informali con i ricercatori al Caffè Pedrocchi, davanti a un caffè. Questi su che ora più o meno? E questi al Caffè Pedrocchi cominciano dalle 4:15 e vanno fino alle 10:30, penso che parte l'ultimo caffè. Sono brevi incontri di mezz'ora, 45 minuti ogni incontro. Però è un momento per confrontarsi. Sì. Insomma, un po' di diverse tutto. iniziative rivolte a un Anche a pubblico. Venezia Anche a ce ne Venezia. sono, sì. A Ca' Foscari c'è dalle 17:30 Giovanni Mucciaccia di Art Attack e poi più tardi ci sarà Filippo Daverio che parlerà delle invenzioni, questo per quanto riguarda gli appuntamenti per i più piccoli. Poi un'altra cosa interessante Quindi attenzione che ci sarà... anche ai bambini. Insomma, sì, assolutamente. Un po' un messaggio che vuole passare Sì, anche alle sì. nuove generazioni, che forse Esatto. sono quelle che saranno maggiormente interessate tra qualche anno. direi di sì. Infatti è una la Commissione europea è una di quelle cose che vuole promuovere, incentivare ai più giovani a intraprendere una carriera scientifica attraverso questi eventi. Esatto. Ecco, verranno consegnate alla popolazione, alle persone che parteciperanno a questi eventi, dei piccoli sacchettini che contengono che cosa, Davide? C'è dentro un quadernetto in un formato particolare e una matita, non so se nel tuo c'è oppure... Sì, eccola qua. Anche Questi verranno consegnati, poi credo che ogni sede abbia dei gadget propri. Noi a IUA abbiamo fatto anche delle borse di stoffa, credo, e Sì, anche anche voi a a Padova.
e poi distribuiremo, oltre a questi gadget dell'evento di Veneto Night, verranno distribuiti anche materiali informativi più generici sia sull'Unione Europea nel suo insieme, sia sulle politiche della ricerca dell'Unione Europea, insomma, in modo tale che il cittadino possa anche capire come l'Unione Europea e l'Europa entra nella sua vita, che nel caso della ricerca scientifica entra in maniera abbastanza Ecco, è proprio evidente. questa la mia domanda: come entra l'Unione Europea nella vita dei ricercatori? Così, per ricordarlo ai nostri Allora, telespettatori. nel caso dell'università in generale entra come fonte di finanziamento sempre più importante nel momento in cui i finanziamenti nazionali diminuiscono costantemente. Sì, perché è una situazione anche un po' particolare Sì, in questo momento, quella sì. della ricerca. Diciamo Magari ricordiamola brevemente. Diciamo, la situazione è, a fronte di una riduzione dei finanziamenti nazionali o comunque una razionalizzazione dei finanziamenti nazionali alle università, l'Unione Europea invece aumenta ad ogni programma quadro i finanziamenti alla ricerca scientifica e quindi diventa un punto di riferimento per tutto il mondo accademico come fonte di finanziamento e per i ricercatori italiani, in particolare europei, come possibilità di carriera, perché nel caso specifico di Veneto Night, il progetto Veneto Night fa parte di un'azione più ampia che si chiama Azione Marie Curie, che prevede borse di studio per giovani ricercatori che si muovono all'interno dell'Europa e sono borse molto cospicue. E per partecipare a queste borse basta avere un dottorato di ricerca e avere la volontà di muoversi all'interno dell'Europa o fuori dall'Europa, e l'Europa paga anche per tornare in Italia. Eh sì, perché uno dei grossi problemi è il fatto che i cervelli italiani magari ultimamente tendono quasi più a spostarsi, no? Sì. Purtroppo è una tendenza che adesso è estremamente vistosa rispetto Sì. agli anni precedenti. Sì. Ecco, torniamo appunto a questa notte con Sì. te, Sol. Ecco, è una nottata appunto che vuole in qualche maniera integrare la popolazione per renderla sempre più partecipe dell'università Sì. e per rendere l'università parte integrante della vita, non dico quotidiana, ma insomma della vita normale di ogni singolo cittadino. Sì, avvicinare il mondo della ricerca a tutti i cittadini, quindi dai più piccoli ai più anziani, troveranno qualcosa di sicuro sia a Padova, a Venezia che a Verona, che lì troveranno qualcosa di sicuro. Per poterli... Sì. A questo proposito, proprio per raccontare e per ricordare un po' come avete fatto finora voi l'importanza della ricerca, un piccolo video che dovrebbe essere pronto, che potremo mandare in onda. Ecco solo un piccolo video dell'Università di Padova per Sì. presentare questa nottata, anche molto chiaro tra l'altro, ho Sì. visto, sì, molto bello, molto efficace. Io però volevo parlare con Davide invece delle scorse edizioni. Sì, le scorse edizioni, dunque la prima è stata nel 2010, appunto era stata organizzata solo a Venezia ed è andata molto bene, tant'è vero che abbiamo poi ripresentato il progetto l'anno successivo ed è andata molto bene anche l'anno scorso. Più Diciamo interessati, adulti o bambini?
Ma direi che chiaramente i bambini sono quelli più entusiasti perché hanno l'entusiasmo innato per le cose, la curiosità innata per le invenzioni, per tutto quello che concerne la tecnologia o comunque la ricerca. Però anche gli adulti, soprattutto con le visite in laguna, riescono a scoprire anche dei lati e delle cose di Venezia che sono molto particolari e molto poco scontate. Mi ricordo che molto successo aveva ottenuto la visita ai marmi della Basilica di San Qua Marco. possiamo tra l'altro vedere alcune immagini. Sì. E poi mi ricordo che, scusate, avevamo messo nel nostro chiostro un drone, quindi un elicottero che volando dava un'immagine di Venezia dall'alto molto particolare, e chi utilizzava questo drone indossava degli occhiali particolari per cui vedeva la soggettiva di questo dispositivo che volava ed era insomma interessante. Poi abbiamo fatto una cosa bella al palazzo, in un palazzo veneziano con un tavolo interattivo con i colori, in cui appunto sempre i bambini potevano con il sale mischiare i colori. Una delle cose belle che avevamo fatto è stata diciamo, la scannerizzazione delle persone attraverso, ecco, questo qui è proprio il drone di cui stavo parlando Sì. con la Gli scannerizzazione. occhiali. Sì, esatto. Questi invece erano i cristalli che venivano creati con l'acqua. Poi avevamo fatto, eccolo qua, questo qui praticamente era la creazione di un avatar, cioè di un alias elettronico di una persona attraverso la scannerizzazione laser, e insomma avevamo fatto un sacco di cose, è impossibile ricordarsele tutte. Ricordo che c'era un sacco di gente e le cose che vanno per la maggiore sono cose che coinvolgono i bambini. Quindi anche le famiglie, Cose ovviamente, perché interattive, poi... esatto. La caccia al tesoro avevamo fatto, bellissima, mi ricordo, in giro per Venezia, con una guida particolare interattiva. Quindi c'era una caccia al tesoro fatta da cittadini che venivano divisi in squadre e un ricercatore che faceva il capitano per ogni squadra, per cui giravano per la città facendo la caccia al tesoro e contemporaneamente il ricercatore spiegava insomma, la storia della città da vari punti di vista. E, insomma, sì, ecco. Quindi bellissimi appuntamenti, insomma, Sì, anche sì, momenti sì, così sì. per stare insieme, Sì, oltre che... Poi gli eventi finali sono sempre stati, diciamo, il clou. Adesso quest'anno abbiamo deciso di fare un concerto noi ai Tolentini e Ca' Foscari nella loro sede. Però l'anno scorso abbiamo fatto un concerto molto grosso nel porto di Venezia, non mi ricordo come si chiama il posto di preciso. E non so a Padova cosa fate quest'anno. Anche noi facciamo per gli amanti del tango, ci sarà una milonga Ecco, dei vedi. ricercatori alle 8 nel cortile del Palazzo Moroni. Quindi si conclude Bellissimo. ballando. Sì, concerti dei ricercatori dell'università e anche un concerto finale della Magical Mystery Orchestra che suonerà musica dei Beatles in Fantastico. Piazza delle Erbe. Vengo a Padova allora. Beh, un finale proprio eccezionale. Sì. E lo scorso anno invece com'è andata a Padova? Allora, lo scorso anno noi ci sono stati 6.000 partecipanti solo a Padova. Quindi veramente tanti. Sì. È andata molto bene, tutte le visite guidate. Noi quest'anno abbiamo cercato di fare un programma completamente diverso da quello dell'anno scorso, che all'Università di Padova è qualcosa di facile perché ci sono tante eccellenze da tutte sì. le discipline scientifiche Quindi o quasi. scientifiche. Quindi Sì. abbiamo cercato di proporre un programma nuovo e diverso con rispetto a quello dell'anno scorso. Speriamo che vada così bene come l'anno scorso. Per quanto riguarda i bambini, volevo sapere un collegamento ad esempio con le scuole.
C'è stata la diffusione C'è attraverso stata la anche le scuole? diffusione attraverso le scuole sin dalla prima edizione di questo evento, quindi noi abbiamo cominciato a fare la campagna stampa nelle scuole superiori e per sensibilizzare appunto anche I ragazzi, i giovani che poi alla fine saranno sono quelli loro che poi diciamo che questo evento si inserisce anche in una politica un po' più ampia, che è quella di attirare appunto studenti all'università, perché insomma sono come dire la benzina del sapere, insomma, della conoscenza, e quindi uno degli obiettivi delle politiche comunitarie che si esprimono attraverso questa nota di ricercatori è proprio creare l'economia della conoscenza, perché l'Europa ha questo obiettivo di creare l'economia della conoscenza, quindi cervelli giovani e freschi sono insomma la materia prima. Ecco. E per i più piccoli invece il vostro modo di intercettarli? Noi abbiamo per noi è un po' difficile, perché visto che siamo un'università appunto monotematica, abbiamo cercato di intercettarli sì, facendo questo. L'anno scorso avevamo fatto questo tavolo col sale che spiegava praticamente la composizione dei colori, però era molto interattivo. E quindi in qualche maniera riusciva Esatto. anche a Quest'anno captare ci sarà l'attenzione? sì, Ca' Foscari, che ha portato Art Attack, è stata insomma ha fatto secondo me il colpaccio in questo senso, perché sicuramente sarà molto divertente. E quindi riuscirà anche in qualche maniera ad intercettare i gusti Sì, e sì, l'attenzione sì, di tutti, sì, dai sì, piccoli ovviamente poi certo. gli adulti, i grandi, che potranno in qualche modo avvicinarsi e conoscere un po' sia l'ambiente universitario padovano, veronese, ricordiamo che l'Università Certo. di Verona, che bisogna anche ricordarla, è veneziano, ma anche proprio la ricerca, quindi che cosa significhi fare ricerca, che cosa significhi diventare un ricercatore e quelli che sono anche le conseguenze e gli obiettivi che la Commissione europea sta in qualche maniera proponendosi durante quest'anno. Quindi vi ringrazio, purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto, sta per terminare. Ringrazio Davide Boldrini per il servizio di ricerca Boldrini, scusami, per il servizio ricerca dello UAV e Sol Science per il servizio ricerca internazionale dell'Università di Padova. Ricordiamo la notte, o meglio pomeriggio e serata del 28 settembre con appunto Veneto Night, la notte europea dei ricercatori. Grazie per averci seguito, l'appuntamento con Chiacchiere e Caffè ovviamente domani sempre in diretta alle 13. Io vi ringrazio e vi auguro una buona continuazione su Telechiara. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and